è un'occasione questa per valorizzare certamente un prodotto agricolo importantissimo, storico, che dà grande lustro a Maser, ma dà grande lustro a tutta quella che è la pedemontana del Grappa trevigiana, rispetto alla quale è necessario fare una riflessione in merito alla sua valenza storico-culturale, ambientale e artistica, rivolgendo ai potenziali turisti tutti quei risvolti che possono essere attrattivi per questa zona della provincia di Treviso, ma non solo, che si estende fino a Bassano e l'intero bassanese e che merita particolare attenzione da parte della regione, delle istituzioni locali, delle camere di commercio, perché esprime molto, ma può essere valorizzata molto di più. Da sempre ci conoscono come città della ciliegia e appunto il comune di Smaser è stato anche uno dei primi comuni ad aderire all'Associazione Nazionale Città della Ciliegia. Come abbiamo detto, non abbiamo solo ciliegia, ma abbiamo anche olio e siamo anche soci dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, nonché anche soci dell'Associazione Nazionale Città del Vino, perché vorrei anche ricordare, tutti parlano di Prosecco, ma nell'edizione di fine '800 di Carpenè e Vianello della scuola enologica, hanno fatto un censimento per verificare dove veniva prodotto il prosecco. Ecco, i 4 comuni che producevano prosecco erano ovviamente Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza, che all'epoca era comune, Susegana, ma anche Maser. Quindi abbiamo anche questa storicità, ecco. La ciliegia ovviamente ci identifica perché nei comuni limitrofi, mentre la ciliegia un tempo era coltivata anche su tutto l'asolano, ora, viste le difficoltà della produzione che è così legata al clima e causa dei cambiamenti climatici, alcuni comuni non hanno più la produzione di un tempo. Maser invece resiste e anzi sempre più, ecco, viene diffusa questa cultura con ovviamente il supporto dell'amministrazione comunale. Stiamo parlando della ciliegia di Masardecco, appartiene alla storia del nostro territorio da, più di 1000 anni, diciamo così, è stata portata dai Romani, ma poi la ritroviamo storicamente nel periodo negli anni del 1340 con dichiarazioni, del podestà di Asolo, dove regolamentava le vendite della ciliegia, direttamente dal produttore al consumatore, per poi ritrovarla nei tempi più moderni, diciamo così, negli ultimi 40 anni, e che ha avuto un suo, diciamo, risorgimento con la Mostra della Ciliegia, iniziata nel 1991 e portata avanti per tutti questi anni. Una mostra della ciliegia che rappresenta circa 40 produttori, oggi diventati, diciamo così, anche, produttori di ciliegia Deco, a denominazione comunale, una cosa scelta dal comune proprio per legare questa ciliegia, la nostra ciliegia, alla storia della nostra comunità, delle nostre tradizioni e del nostro paesaggio. Però sabato, 30 maggio in Villa di Maser andrà in scena anche un altro evento. Sì, celebriamo la premiazione con un convegno, celebriamo la premiazione del miglior olio d'oliva, tra l'altro nelle varie, diciamo, declinazioni: olio con etichetta, olio per uso familiare, olio di collina, olio di campagna. Diciamo che, le caratteristiche dei nostri oli, che tra l'altro sono oli prodotti nei comuni della, Strada del Vino Asolo Montello, sono oli che presentano una caratteristica di fruttato medio, ma hanno caratteristiche che sono state apprezzate, già lo possiamo dire, con il panel dell'AIPO di Verona, con delle valutazioni decisamente significative per quanto riguarda la qualità. 24 maggio ci sarà questa manifestazione che si chiama Andar per Cantine, nella quale 11 cantine produttrici di vino nel territorio di Maser presenteranno i loro prodotti assieme a dei prodotti gastronomici tradizionali del territorio nel parco della Villa di Maser. Parco appena restaurato grazie a un bellissimo finanziamento della Comunità Europea e che viene aperta al pubblico e che ospita questa manifestazione dove assieme alla cultura c'è la presentazione dei prodotti del nostro territorio. La villa di Andrea Palladio è patrimonio dell'umanità UNESCO e racchiude al suo interno un più bel e esteso ciclo di affreschi di Paolo Veronese. È aperta al pubblico, è circondata da un'azienda agricola bellissima, si visita il parco, si visitano le scuderie,
si fanno esperienze di una visita tranquilla in mezzo alla natura.